Siamo davanti alle questure di tutta Italia perché abbiamo dei soldi finalmente per fare un riordino delle carriere che vede anche un altro tipo di ragionamento interno, quello che è i mezzi e uomini che mancano da tempo, e finalmente ci sono dei soldi, ma stiamo vedendo che non vengono dati per la questione giusta, cioè vengono disattese alcune nostre prospettive dentro al pacchetto che è molto ampio. Siccome ci sono 90 giorni per poter fare modifiche, si sta cercando di far capire al governo e a chi dovrà approvare tutto ciò e al Dipartimento che modifiche devono essere fatte per la carriera, perché riguardano anche poter dare garanzie ai poliziotti di fare un percorso e di modificare anche quello che è il turnover. La carriera da noi nasce con dei vincoli ben precisi e quindi non si riesce a farla aperta e possa garantire alla gente che entra oggi in polizia, che parte da agente, di finire con una carriera. Molti non escono più dall'impasse, rimangono lì bloccati fino alla fine della pensione. Quindi farete anche altre iniziative di mobilitazione? Sicuramente questo è un inizio per sensibilizzare il governo, perché lo scontro porta a qualcos'altro. Noi cerchiamo di far capire al governo che in questo momento questo deve essere aggiornato, deve essere fatto con equità per tutte le forze di polizia e per il comparto difesa, e quindi non ci devono stare inequità, disparità. Dobbiamo essere una volta per tutte chiudere l'argomento che riguarda le carriere.